battuta in difesa della gente come noi, delle donne e bambini massacrati in guerra, dei popoli sfruttati, contro un'economia mondiale ormai marcia. 5 giorni fa si è avuta in città la serata di gala per l'inaugurazione del nuovo teatro e il mattino dopo, sfogliando i giornali, mi ha colpito vedere la foto del vescovo sorridente in mezzo alle signore ingioiellate e impellicciate. Io penso che il posto giusto per un prete sarebbe stato fuori, tra la gente che manifestava, invocando una scelta di pace. E invece silenzio. E silenzio anche da parte dei media negli ultimi mesi. Prima del 17 febbraio la strategia adottata era quella della paura. Si è tentato di spaventare la gente e di non farla partecipare alla manifestazione con una campagna terroristica, rispolverando antiche paure. Ricorderete tutti gli articoli con le stelle a 5 punte e gli interventi vergognosi del ministro dell'interno. Questa volta hanno cambiato tattica ed hanno scelto una via ancora più insidiosa, il silenzio. Della manifestazione si è parlato e scritto pochissimo e questo dimostra tutta la loro debolezza e preoccupazione. Nonostante questo, oggi noi qui siamo moltissimi. Ci stanno prendendo in giro da 1 anno e mezzo. Nella vicenda Dal Molin si è avuta una mancanza totale di trasparenza, di atti ufficiali, di democrazia. Si è agito in spregio alla Carta Costituzionale, che è il fondamento della nostra Repubblica. Domenica scorsa noi del Presidio siamo andati a Roma, alla Costituente della cosiddetta Cosa Rossa, e abbiamo chiesto ai parlamentari e ai politici presenti, di attivarsi per la moratoria sui lavori promessa più volte nei mesi passati, e abbiamo chiesto che abbia immediata attuazione e che la costruzione della base di Vicenza venga posta come punto irrinunciabile al governo, perché Vicenza e l'Italia non possono essere svendute alla guerra. Abbiamo chiesto uno scatto di dignità, di tornare a farsi interpreti del mandato elettorale, di dimostrare onestà e coerenza, di smetterla con i soliti giochetti della politica, di seguire le proprie coscienze, di smetterla di subire passivamente e di essere complici delle scelte di questo governo. Devono rialzare la testa e riappropriarsi di quegli ideali che dovrebbero essere la loro guida. Solo così colmeranno il vuoto che si è venuto a creare tra elettori e partiti. Abbiamo chiesto a gran voce che sul Dal Molin si assumano la responsabilità di atti concreti, ma badate bene, atti non di facciata, ma che possano incidere. Se non ora, quando? L'abbiamo scritto anche sul nostro striscione oggi. Se non ora, quando? Hanno deciso proprio loro di mettere i colori della pace nel simbolo della federazione dei partiti della sinistra. Noi chiediamo di dare concretezza a quei colori che non devono e non possono sbiadire nella dialettica politica. La pace non si difende parlandone, ma adoperandosi in ogni modo per bloccare gli ingranaggi della guerra. Chi vuole esibire i colori della pace non può avere sulle spalle la responsabilità di aver permesso la realizzazione a Vicenza della più importante base USA in Europa. E per noi non fa differenza che ad inaugurarla sia Romano Prodi o Berlusconi. Nella vicenda non impedirlo significa essere moralmente complici. Nella vicenda Dal Molin i partiti e i sindacati spesso non hanno costruito una mobilitazione reale ed effettiva. Molto spesso vengono al traino di movimenti come il nostro, quando proprio non possono farne a meno, e a volte lo fanno dopo aver tentato di smorzare e incanalare la protesta, perché la loro prima preoccupazione non è quella di farsi interpreti dei propri elettori, bensì quella di rispondere alle logiche e alle direttive dei propri partiti. Mi sarebbe molto piaciuto oggi che a questa manifestazione avesse visto l'adesione della CGIL vicentina.
Non si può protestare solo quando a governare c'è una parte politica avversa. Bisogna trovare il coraggio e l'indipendenza di saperlo fare anche quando a governare ci sono i nostri partiti. L'altro giorno da Washington il presidente Napolitano, dimenticando che il suo ruolo dovrebbe essere super partes e che dovrebbe rappresentare tutti gli italiani, ha dichiarato che sul Dalmolin non ci saranno ripensamenti e che gli accordi verranno discussi e decisi con la parte americana. Penso sarebbe bene ricordare a Napolitano che il suo compito più importante è quello di essere il garante della Costituzione, quella stessa Costituzione che viene calpestata in vari articoli per dare il via alla base. Torni ad occuparsi dei suoi compiti e rinuncia a fare la First Lady di Bush e difenda invece gli interessi dei cittadini italiani. Noi continueremo ad alzare le nostre ragioni, a urlare le nostre ragioni, così come fanno altre realtà simili alla nostra. Continueremo a dire che c'è bisogno di un nuovo modo di far politica, quello biopolitico, e cioè che parte dai bisogni delle comunità e delle persone. A Vicenza c'è un territorio in cui si riscoprono le relazioni, la solidarietà, in cui si ricerca un nuovo rapporto con la natura, l'ambiente, l'acqua e la terra, in cui si costruisce una comunità. Non è un percorso facile, ma è l'unico percorso possibile. Democrazia, ricordatelo sempre, significa governo del popolo. E invece a noi cittadini viene negato di fatto di essere parte attiva nella scrittura della storia dei luoghi in cui viviamo. Ci considerano sudditi che devono solo subire in silenzio, ma hanno fatto male i loro conti. Noi non siamo passivi perché vogliamo vivere in una società che non sia guidata dai potentati economici, che nel bene dei soldi scatenano guerre, massacrano civili, sfruttano gli esseri umani e devastano l'ambiente. Noi tutti dobbiamo credere in questo e far crescere la nostra consapevolezza e il nostro impegno. I veri nemici da combattere sono l'apatia e l'indifferenza. Ricordatelo, questi sono i veri nemici da combattere. Dobbiamo diventare tutti noi testimoni delle nostre convinzioni e dire alla gente che l'indifferenza è complice. Essere indifferenti vuol dire essere complici. Significa guardare e non vivere. Vuol dire regalare la propria vita agli altri. E nei momenti in cui anche fra di noi fa capolino la sfiducia e la rassegnazione, le convinzioni profonde sono proprio quelle che devono darci la forza di continuare. Testimoniare significa andare avanti anche tra mille difficoltà, comunicare, essere coerenti, far riflettere e convincere. Non dobbiamo aspettarci di risolvere tutto in poco tempo. La strada è lunga e i grandi cambiamenti non sono mai stati immediati. Ma solo se lo facciamo possiamo avere una speranza per il futuro. Perciò teniamo tutti noi, almeno noi, la testa alta e con coerenza e coraggio cerchiamo di contrastare l'imbarbarimento di questa società. Tutti dobbiamo fare qualcosa per cambiare il corso degli eventi. Noi siamo convinti che si possa ancora vincere la battaglia contro il Dalmolin. Siamo determinati a continuare e la forza ci viene anche dalla presenza che abbiamo avuto oggi pomeriggio. Qualche mese fa abbiamo piantato 150 alberelli nel territorio del Dalmolin. Abbiamo creato il Parco della Pace. Sono 150 alberelli che diventeranno grandi, cresceranno, diventerà un grande parco e testimonierà anche alle generazioni future, ai nostri figli, ai nostri nipoti, che a Vicenza c'è stata una comunità che ha avuto la forza e il coraggio di guardarsi attorno e dire: adesso basta, io non posso più accettare questo e non voglio essere complice di queste schifezze.